Promuovere una politica degli interventi per la lotta all'emarginazione e dallo sviluppo dei servizi sociali previsti in favore dei diversabili sul territorio agrigentino. Sono alcuni degli scopi della consulta comunale dei disabili, proposta di Costituzione presentata stamane all'ex collegio dei Padri Filippini di Agrigento dall'assessore alle politiche sociali Giussi Galvano, in occasione della giornata internazionale per i diversabili. È un organo di partecipazione, di consultazione, di informazione e di collaborazione propositiva in merito a quelle che sono le attività e i programmi relativi ai soggetti con disabilità. Noi partiamo da un principio, il principio è quello di porre sempre la persona al primo posto e del fatto che un paese si può definire veramente democratico, una città è veramente democratica, allora quando riesce a garantire l'esercizio pieno dei propri diritti a tutti i cittadini, nonché garantisca una giustizia sociale e un'inclusione e un'integrazione. Voi come amministrazione comunale erogherete un assegno di 101 euro a chi ha realmente bisogno. Sì, praticamente utilizzando i fondi che siamo riusciti a raccogliere col 5 per 1000, noi siamo riusciti a far fronteggiare, pur se con una cifra definirei simbolica, un'emergenza e siamo riusciti a 99 famiglie ad assegnare questo assegno di 101 euro che permetterà loro, purtroppo mi rammarico dirlo, soltanto ad acquistare probabilmente la spesa natalizia, ma è un segnale. Vorrei invitare invece tutta la cittadinanza nel prossimo futuro, proprio per segnare e per dimostrare grande sensibilità e solidarietà alle famiglie che sono meno fortunate, di destinare il loro 5 per 1000 ai servizi sociali del Comune di Agrigento al fine di rendere possibile, magari per il prossimo anno, la possibilità di soddisfare esigenze di un numero maggiore di persone disagiate. Un importante momento in cui l'amministrazione comunale viene incontro anche le associazioni che garantiscono i diritti dei diversabili o di chi ha necessità. Sì, è importante questo momento perché la presenza delle istituzioni, la vicinanza, la sensibilità che l'amministrazione comunale in questo momento sta dimostrando è un momento importante perché va a consolidare quella assistenza invece che è lasciata molte volte, troppo spesso, sole alle associazioni di volontariato che operano nel territorio. Insieme vogliamo, insieme all'amministrazione e a tutte le associazioni del territorio, dare una risposta concreta per un cambiamento innovativo, una risposta più concreta e per una risposta rivolta alla famiglia stessa che vive tutti i giorni queste problematiche. Saremo portatori delle loro esigenze all'interno dell'amministrazione stessa.